Siamo in tanti quest'oggi per dare il nostro saluto a Daniele. Vogliamo insieme nella comunione dei santi, nell'esperienza della fede, elevare a Dio la nostra preghiera. Cerchiamo di aiutarci insieme nei movimenti, nel rispetto delle regole, quindi tenendo sempre la mascherina. Grazie cordiale a Leandro Maggi, a Medium Polesine e a tutti gli amici che ci stanno seguendo, e sono davvero tanti, in diretta streaming. Vogliamo pregare assieme ed elevare così la nostra preghiera. Ancora qualche istante e già ci stringiamo attorno a Laura, alla sua famiglia, a tutte le persone a cui vogliamo bene, per dire grazie a Dio del dono di Daniele. Buona celebrazione a tutti.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Desideriamo ringraziare tutti i presenti sia fisicamente che attraverso la rete che nella preghiera. In questi giorni tantissimi sono i pensieri che ci hanno raggiunto, l'affetto che ci ha avvolto e che ci ha dato forza, che ha sostenuto noi, Giannino ed Elena e la famiglia di Paolo e Bruno. Vorremmo ringraziare moltissimo Alessia per esserci stata sempre accanto e per averci custodito in ogni momento. Vorremmo ringraziare in particolar modo Paola e Bruno, Luca, Davide, Simone, Stefano e Riccardo per averci accolto nella loro grande famiglia e averci aiutato a superare questi giorni difficili. Un grande, profondo e di cuore a tutti, un grazie profondo e di cuore a tutti, soprattutto a chi ci è stato vicino nella discrezione, rispettando e condividendo questo tempo sacro. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica nella quale vogliamo invocare il Signore, la sua grazia, la sua misericordia per il nostro fratello Daniele, e nella quale vogliamo esprimere nella fede la vicinanza, la solidarietà, la partecipazione al dolore alla famiglia di Daniele, a partire da moglie, figli, il papà, la mamma, la sorella e tutti i familiari e amici. Ecco, iniziamo invocando la misericordia di Dio, che è fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, Figlio di Dio, tu nascendo dalla Vergine Maria ti sei fatto nostro fratello. Abbi pietà di noi. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Criste eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi la tua famiglia, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Ti preghiamo, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per il nostro fratello Daniele, che hai fatto passare da questo mondo a te. E poiché in te ha creduto e sperato, tu conducilo alla patria del cielo e donali la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella, a un cerbiatto, eccolo. Egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia delle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: Alzati, amica mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti, e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni presto.
O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 2 o 3 testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se 2 di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, primis voi familiari naturalmente, oggi ci lasciamo guidare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e dalla testimonianza, della vita, sulla vita del nostro fratello Daniele. 2 sorgenti da cui attingiamo alcuni pensieri che ci aiutino, principalmente chi è più vicino, a vivere con questo momento di distacco. E prendo spunto dal fatto che la parola di Dio proposta, è stata scelta dalla famiglia naturalmente, è la parola di Dio che Daniele e Laura hanno scelto per il loro matrimonio, per il giorno del loro matrimonio. E hanno vissuto, allora, hanno inteso vivere il matrimonio proprio nella sua realtà sacramentale, cioè di ricerca nel tempo del loro vivere insieme, ricerca e cammino verso l'incontro, e accompagnati da Lui, con l'amato della vita. E nel loro amore reciproco, nella loro accoglienza reciproca, hanno cercato, nel loro cercarsi, hanno cercato e hanno incontrato l'amore, il Signore. Ecco, quella ricerca adesso per Daniele si può dire: nella vita ti ho cercato, adesso i miei occhi ti contemplano. Nella vita terrena ti ho amato, adesso ti appartengo pienamente e definitivamente. Ecco, cara Laura e i figli, genitori, papà e mamma, fratelli, è così che dobbiamo guardare la vita, alla luce della fede. E in questo senso i sacramenti, in questo caso il sacramento del matrimonio, diventa la ricerca di quel bene ultimo,
quel bene ultimo che gustiamo nel Vangelo, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La vostra famiglia è stata allora, almeno così vi siete proposti seguendo queste pagine, che sia il luogo dove nella vostra comunione di amore, ecco, c'era il perno centrale, che era il Signore. E l'augurio allora, cara Laura e i 3 figli, genitori, che anche questa, che umanamente chiamiamo perdita, la viviamo come completamento di un cammino che in teoria per tanti anni, pochi perché piano della nostra vita si immagina 70, 80, 90, 100 anni. Però quella ricerca, quel cammino non ha sbagliato bersaglio, ma è arrivato al suo culmine. Vivete sempre, e per questo vi siamo vicini e preghiamo anche, vivete sempre questo evento, pur sentendone il peso come quello del Cristo sulla croce e della Madonna ai piedi che sente la perdita, però sapendo che attraverso questo duro passaggio Lui ha raggiunto ciò che nella vita ha cercato come ricerca definitiva. Il nostro amore umano è una ricerca temporanea, in vista della ricerca del raggiungimento definitivo. Un giorno toccherà anche a noi. Camminiamo per quella meta, perché anche noi, anche la nostra vita diventi cercare il Signore per poi contemplarlo, amarlo nella terra, per poi appartenergli pienamente. Per questo vi accompagniamo con la preghiera e accompagniamo con la preghiera anche il nostro fratello Daniele, perché, come dice il Vangelo, accolto dalla misericordia e dal perdono del Signore, possa essere perennemente nel suo abbraccio. Grazie Vescovo Adriano per aver fatto risuonare la parola di Dio nei nostri cuori, perché come ha ben compreso e intuito ne abbiamo davvero bisogno. Grazie ai confratelli che oggi sono qui per salutare il nostro fratello e per stringersi attorno alla famiglia, grazie al Sindaco Francesco, all'amministrazione comunale, a tutti voi e anche agli amici che ci stanno seguendo, che più volte in questi giorni, sin dal giorno in cui abbiamo accolto dolorosamente la notizia della morte di Daniele, si sono resi vicini per chiedere quando potevano essere qui, ma l'attuale situazione ci chiede anche una certa distanza. Un ragazzo di 19 anni che non aveva bisogno di studiare perché gli bastava l'attenzione in classe. Un ragazzo che ama tutto della vita, che giocava nel campetto come a casa, assieme a Marco e ad Alberto. Un ragazzo che non si ferma davanti a nulla, desideroso di scoprire la vita e la natura. Un ragazzo scout che ha fatto della legge un metodo di vita e una strada di santità. Un ragazzo di nome Daniele, che non ha mai lasciato taglio di po', pur lontano a volte per il lavoro o per il servizio, ma sempre legato alla sua terra e al suo paese. Questo ragazzo incontra Laura, appena 17enne, con la quale decide di trascorrere tutta la sua vita. Nascono Giacomo, Andrea, Vittoria, per la gioia di mamma e papà, che ora sono nonni, Elena e Giannino. La zia Paola e lo zio Bruno poi vanno in delirio per i loro nipoti. 3 famiglie, un'unica famiglia,
sempre. Daniele si diploma come perito informatico, poi designer, architetto, e infine si apre all'immobiliare, resta solo un progetto, un sogno e trasporti. Tante parole, racconti, aneddoti potrei raccontare ora. La quercia che è davanti al fonte battesimale ce lo ricorda, le abbiamo scritte tutte durante la veglia con la quale l'abbiamo salutato appena abbiamo saputo della sua scomparsa. Ma per me queste due parole sono il testamento che Daniele vuole lasciarci oggi. Laura, nei nostri dialoghi più volte, ha ripetuto le parole intensità e profondità. Intensità come marito e come padre. Intensità nel lavoro e nello scautismo. Intensità nell'esperienza missionaria e nella paternità allargata, con le sue molte adozioni a distanza di questi anni. Intensità nelle relazioni con i ragazzi, i suoi, ma anche quelli degli altri, tantissimi, che ha incontrato. Sapore forte di un amore davvero grande. Riprendo le parole di Baden-Powell, tratte dal libro La strada verso il successo, che dice: servire significa sacrificare il proprio piacere o convenienza per dare una mano a coloro che ne hanno bisogno. Ebbene, se tu metti in pratica il servizio degli altri, giorno per giorno, nelle piccole cose come nelle grandi, ti renderai conto di star sviluppando in te quella scintilla d'amore finché diventerà talmente forte da sollevarti gioiosamente al di sopra di tutte le difficoltà e le noie della vita. Ti sentirai al di sopra di esse, sei pieno di buona volontà verso gli uomini e la coscienza, la voce interiore, ti dice: ben fatto. Ben fatto, Daniele. Lo diciamo noi oggi a te, che con intensità hai acceso la fiamma dell'amore nei nostri cuori. Oggi, feriti dalla tua partenza, così improvvisa e così dolorosa. La seconda parola è profondità. Sentire Laura affermare che Daniele cercava il senso della vita e di Dio e che l'aveva trovato e che quel senso dava profondità anche alla sua ricerca spirituale, credo sia un inno di ringraziamento che tutti noi assieme a Giannino ed Elena possiamo elevare a Dio Padre. Daniele si è immerso nelle profondità della ricerca di Dio e nel profondo ha trovato insieme a Laura Cristo, il Signore della vita. Lasciamoci stupire oggi che si compie il giorno della salvezza. Un cerbiatto e una colomba che si cercano eternamente innamorati tra le fenditure della roccia della vita. Daniele ha vissuto davvero tutto in modo compresso, zippato, come se non ci fosse tempo, o meglio, non perdendo tempo. L'ha vissuto tutto, fino alla fine. Le sue confidenze in cucina, con mamma Elena. Le sue preoccupazioni condivise con il papà Giannino. Le sue passioni con gli amici di sempre e quelle nuove che piano piano si sono aggiunte una dopo l'altra come un fiume in piena. Se si mettono insieme intensità e profondità, si ottiene una vita attraente, bella, che amplifica le relazioni e dà senso alle scelte. Il suo stile educativo ha lasciato una traccia in tutti noi, nello scautismo come nella vita, così nel suo lavoro. Sapeva metterti nella condizione di seguirlo. Laura però ha dovuto imparare a riconoscere i suoi sorrisi, perché l'ironia e la realtà spesso si confondevano in quella santità di vita che ti colpiva ora con una battuta e ora con una verità. L'oratorio, la branca RS, la GESCI, il contingente Roverway del 2018, il coro voci del Delta, il CIAS, gli artisti, il consorzio di bonifica, l'Avis, la Tagliolese, Villaregia, il comune di Taglio di Po, la nostra parrocchia, la sua azienda, Chiampo, Mestre, fino agli estremi confini della terra. L'intensità
e la profondità di Daniele hanno raggiunto gli orizzonti lontani. Non credere di essere rovinato se hai urtato contro uno scoglio nella tua vita, riprendeva Baden-Powell. Affrettati a riparare la barca prima di affondare. Può essere un'impresa difficile, ma mettici di buona lena e con ogni probabilità ci riuscirai. Avendo una volta urtato contro un tronco sommerso, saprai meglio come evitarli e potrai fare il tuo viaggio con altrettanto buon successo di qualsiasi altro. Le tue parole, Daniele, sono state: con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza e per osservare la legge Scout. Buona rotta, amico caro, e le spiagge del paradiso ti accolgano a bordo della tua barca giunta ormai a destinazione. Appartieni all'infinita bellezza di Dio. Prosegui il tuo viaggio come hai vissuto qui, in mezzo a noi. Prima di continuare la nostra preghiera, in questi giorni ci siamo trovati in difficoltà. Più di 100 lettere sono arrivate da ogni dove. In tanti hanno voluto ringraziare il nostro fratello Daniele e avrebbero voluto essere qui, ma i tempi non lo hanno permesso e spesso anche la salute. E allora tra tutte prendo solo una breve parte della lettera che padre Damiano Maschirotto ha scritto, ci sta ascoltando, è in diretta, il quale davvero quasi ogni giorno si è fatto sentire, davvero come un papà, che voleva sapere come andavano le cose. E allora a nome di tutti gli altri, di oltre queste 100 persone che hanno voluto mandare un semplice pensiero, ecco quanto scrive. Porgo un saluto caro a tutti voi, un saluto che vuole significare il mio abbraccio fraterno. Voglio dirvi coraggio, non mollate, il Signore Dio non ci dimentica. Daniele è stato un benefattore per la parrocchia di Taglio di Po. Quando ho dato a lui l'incarico della costruzione del nuovo patronato, ha pensato, ha scritto, ha lavorato, ha discusso, si è confrontato. Mentre stavo a Taglio di Po, non mi ha mai chiesto un euro per il lavoro fatto. Ma questo poco importa, se tutto ciò non rilevasse che Daniele era fortemente interessato a quella casa a favore dei giovani del paese. Con la sua esperienza scout aveva una sensibilità meravigliosa nei confronti dei ragazzi. Prima di fare le cose pensava molto. Lo ricordo come una persona di poche parole, ma molto riflessivo sul da farsi, e il suo carattere lo metteva a suo agio nei confronti dei più giovani. A Laura, ai figli, ai genitori, alla sorella, ai nipoti, ai parenti e a tutta la comunità esprimo la mia vicinanza e solidarietà. Ciao Daniele e grazie di tutto. Il Signore ti ricompensi con la gioia del suo paradiso. Amen. Ora, fratelli e sorelle, vogliamo esprimere la nostra preghiera di lode, di ringraziamento, di invocazione per il dono che ci ha dato in questo fratello Daniele. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, arriva a giocare con te il nostro primo Achela e con lui arriva una parte di noi, perché, come dice la giungla, siamo dello stesso sangue, tu ed io, fratellino. La gioia e l'entusiasmo di Daniele contagi tutti. Continui a farci sentire uniti.
e ci sproni sempre a fare del nostro meglio nella vita di ogni giorno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, affidiamo al tuo abbraccio di padre il nostro fratello Daniele. Ti preghiamo affinché la sua vita di servizio, spesa per amore dei giovani e dello scautismo, sia di esempio e ispirazione per i ragazzi e per tutti noi. Ci aiuti a comprendere che la strada che rende felici e dà gusto alla vita è quella della condivisione, delle relazioni profonde, della semplicità, del donarsi al prossimo senza riserve, riconoscendoti nell'altro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti affidiamo oggi la partenza di Daniele, affinché la sua testimonianza e la sua strada, che si è intrecciata con la nostra, siano per noi fiaccola luminosa che guida i nostri passi. Ti preghiamo perché la sua capacità di far sognare, la lealtà, la disponibilità e l'essenzialità con cui ha accompagnato molti ragazzi alla partenza scout rimangano sempre presenti in noi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, grazie per averci donato Daniele in questi anni. La sua vita, il suo amore fraterno e accogliente, il suo fortissimo senso dell'amicizia hanno edificato e nutrito i nostri cuori. Accoglilo nel tuo tenero braccio e da lassù insieme a lui dona uno sguardo amorevole a tutta la sua grande e bellissima famiglia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Caro fratello mio, voglio ricordare la tua sottile ironia che mi piaceva da morire, perché era quel soffio di spirito pieno d'amore e liberante. A posteriori mi viene da dire tipica di Gesù. Io e la mamma ci siamo sempre cascate come all'occhi, fin da quando eri piccolo, e così poi papà, Laura, i tuoi figli, i tuoi nipoti e tanti amici. Era il tuo modo di prendere la vita. Vorrei chiederti, Signore, per le nostre famiglie, per papà e mamma, la capacità di accogliere tutta la vita che ancora ci aspetta con il sorriso sulle labbra, sempre testimoni della gioia e della santa ironia di Daniele. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ciao Daniele, sei stato un grande amico, un amico vero, uno di quelli che ti ascolta volentieri, a qualsiasi ora lo chiami, uno di quelli disposti a passare le nottate in studio pur di aiutarti a finire la tesi, il libretto del matrimonio o di qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno. Ciao Daniele, sei sempre stato presente nei momenti importanti della mia vita e sempre in maniera molto sobria e sincera, mai fuori posto, mai sopra le righe. Ciao Daniele, nelle nostre foto future non ci sarai, ma, come sempre, sarà solo ed esclusivamente perché le stavi scattando. Signore, da oggi in poi la nostra vita senza Daniele sarà più complicata. Aiutaci perché potremo farcela solo grazie a te e al ricordo del suo sorriso e della sua caparbietà. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti presentiamo Laura, sposa di Daniele, alla quale ora mancherà tutto del suo sposo, del suo diletto, come diceva la prima lettura. Ma stamattina Laura, nella chat di famiglia, lei stessa ha scritto: la morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto. Io sono io, voi siete voi. Ciò che ero per voi lo sarò per sempre. Ecco, Signore, donale questa forza, donale il conforto della tua presenza, donale il conforto della presenza di Daniele e se credi, serviti anche di noi
perché tutto questo diventi reale e concreto. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti presentiamo i figli di Daniele e Laura. Giacomo, Andrea e Vittoria. Daniele ha amato tanto i suoi figli. Era bello vederli stare insieme. Era bello vedere quando si scambiavano sguardi complici e pieni di affetto. Il papà vive in loro e dentro di loro. Colma, Signore, con la tua presenza e con il nostro aiuto la mancanza che inevitabilmente avranno del papà, affinché il seme di bene che hanno ricevuto porti molto frutto e la loro gioia sia piena. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Grazie Signore, perché hai donato Daniele ad Elena, a Giannino e a Paola, poi a Laura, poi ancora a Giacomo, ad Andrea e a Vittoria. Signore, ti preghiamo, aiutali a riconoscere che ciò che hanno ricevuto da Daniele è un dono grande, che continuerà a farsi presente e che rifiorirà nei loro ricordi, nei loro gesti e nelle scelte che faranno. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo, Signore, per aver chiamato Daniele sulla strada del servizio ai giovani, per la sua disponibilità all'ascolto e per l'amore con cui ha accompagnato il cammino di crescita di molti ragazzi. Dona a noi educatori la capacità di saper camminare con generosità al fianco dei giovani, affinché possano maturare uno sguardo capace di scoprire la bellezza della vita, un cuore aperto e generoso e il coraggio di seguire i loro sogni, cercando sempre ciò che è vero, giusto e buono. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, come piccola e fragile la nostra fede di fronte alla morte, aiutaci ad accogliere i tuoi progetti, anche quando sono umanamente incomprensibili, con la certezza che ogni cosa in te ha significato. Aiutaci a piangere, ma con speranza, ricordando un uomo la cui vita è stata un dono a servizio di molte altre persone. Fa che il suo esempio guidi ancora i nostri passi, che il suo sguardo illumini la nostra strada, che il suo abbraccio riscaldi i momenti di difficoltà di fronte ai bivi della vita, che il silenzio lasciato sia un cuore che ascolta e non un vuoto. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gli amici di scuola elementare e tutti i coetanei della classe 1969, nonostante il dolore improvviso, acuto e devastante che ci ha lasciato completamente ammutoliti ed attoniti, ringraziano il Signore per il prezioso dono della vita, dell'amicizia e dell'amore che la presenza di Daniele ci ha sempre riservato. A poco più di 50 anni ci sentiamo ancora giovani, forti, pieni di entusiasmo e di progetti per il futuro. E però la vita stessa ci ricorda di quanto può essere fragile ed effimera e volare via in un soffio. Signore, aiutaci a dare il giusto peso alle cose della vita, a non smarrire il senso della realtà e dei veri valori sui quali imperniare la nostra esistenza. Infine, Signore, accogli Daniele tra le tue braccia amorose. Lui era quasi sempre in ritardo ed un vero professionista nel fare e finire le cose all'ultimo secondo. E stavolta invece
è stato il primo ad arrivare con te, con tanto anticipo, ma con troppo anticipo. Era anche il nostro fotografo ufficiale, bravo ed appassionato. Lasciagli quindi preparare bene il posto per quando sarà la nostra ora, per accoglierci ed incontrarci alla nostra cena di classe nei cieli, per farci l'ultima e definitiva fotografia, come tu desideri. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Accoglie, Signore, le preghiere che ti presentiamo anche per l'intercessione di San Francesco, patrono di questa comunità, della Beata Vergine Maria, Madre di Cristo, che gli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Daniele e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio che nella fede ha riconosciuto il suo Salvatore e ha servito nella sua vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo nostro esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo la tua lode. Santo, Santo, la
di te. I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te. Colui che viene nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome tuo Signore. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Daniele, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti gli afflitti. Ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco nostro patrono e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio, sempre la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale sempre unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere la comunione ci saranno 4 sacerdoti, 2 qui davanti e 2 ai lati. Ci aiutiamo facendo attenzione alle distanze e alle eventuali strumentazioni o fili che ci sono per permettere la diretta alla nostra celebrazione.
Ciao Daniele, o meglio ancora, ciao Dani, come ti chiamo io da sempre, anche se non so il perché, mi è sempre venuto così. Ma io la conosco bene la tua dolcezza, la tua paternità e maternità insieme, il tuo essere premuroso e sempre presente, il tuo essere dono. Un'amica in questi giorni mi ha scritto: Laura e Daniele suona come un'unica parola. Mi ha colpito questa frase. È proprio così. Da sempre mi hai sostenuto, sei stato per me punto di riferimento, fonte di logica e saggezza, trampolino di coraggio, ali di libertà che mi hanno spronato a non aver timore di essere me stessa. Con il tuo essere cinestesico hai portato su di te quei dolori che io da sola non riuscivo a portare. Ti sento anche adesso che mi dici: alza lo sguardo, stai dritta, piangi il giusto e vai avanti. Questo pezzetto di vita vissuto insieme è stato estremamente intenso, sempre al limite. Ora tutto ha un senso. Era come se non ci fosse mai tempo abbastanza. Si chiedeva e accettava l'aiuto di tutti per vivere più esperienze possibili, ad esempio le nostre route, il Passo dell'Oro, Santiago, la route nazionale e tutte le altre route, i campi e i tuoi incarichi multipli e in concomitanza, la tanto desiderata esperienza in regione. E mi fermo solo all'ambito scout. Ora tutto quadra. Questa intensità sei tu. Nella tua calma tutto era scelto, tutto era passato al setaccio della tua estrema logica e tutto era condiviso. Sono troppe le cose per cui ringraziare e ringraziarti, Dani. Sei tutto di me. Non solo mio marito, ma soprattutto mio amico, mio fratello, mio padre. E credevo che questo bastasse, invece no. Sei anche il mio tanto desiderato socio. Mai avrei pensato di trovare in te quel socio che cercavo. Non ti stancavi mai di dirmi di stare tranquilla e di mettere in fila tutti gli obiettivi raggiunti. Ci hai portato tutti per mano per costruire la squadra. Ci sei riuscito, Daniele. L'esperienza di unità e coesione fatta insieme ai nostri dipendenti, è unica. Ti prego, resta a guidare le nostre scelte di ogni giorno. Regalaci la tua serenità. Le parole sono troppo strette per contenere tutto quello che vorrei, ma un'ultima cosa la voglio dire. Voglio ringraziare insieme a te, Dani, per il dono che sono i nostri 3 meravigliosi figli, per l'esempio di solidità, di maturità, di ironia e di intelligenza che mi stanno dando. Sono parte di te, espressione del tuo amore, che resta accanto a me, che resta accanto a noi. Buona strada, amore mio. Il mio cuore batte un ritmo strano in questi giorni, stanco, sofferente, ha paura e sconvolto. Questa canzone vola nell'aria, non ci appartiene affatto. Eravamo abituati a suonare note felici, sempre rivolte al futuro. Caro Daniele, mi hai fatto battere il cuore in 1000 modi, ma la melodia che più voglio ricordare è sicuramente quella che trasmettevi tu. Spensierato, dolce, sempre pronto ad aiutare, a trovare la soluzione giusta per tutti. Ricordo ancora la prima volta che ti incontrai. Ero in prima superiore, primo giorno di scuola. Tra me e me dissi: sembra così serio e severo, meglio stare nella barca. Passa qualche anno ed entra a far parte della mia vita. Dopo neanche un secondo, tutte le mie impressioni vengono spazzate via. E tra me e me sapevo che persona migliore al mondo non esiste.
Quello stesso anno il mio cuore è diventato di 5 taglie più grande. La mia famiglia si è allargata. Ora non siamo solo più io, mamma, papà, Marco, Federica, ma c'è anche Andrea, Giacomo, Vittorio, Laura e tu, Daniele. Resti e resterai per sempre nel mio cuore. Mi hai donato tanto e insegnato tanto. Erano gli ultimi giorni della nostra vacanza in Puglia, quando io, te e Andrea andammo al largo con un materassino. Per scherzare facemmo il gioco di dire ad ognuno quello che pensavamo di lui. In così poco tempo sapevi esattamente la mia personalità, le mie paure e mi dicesti esattamente: tu Maria sei troppo dura con te stessa, dovresti essere più spensierata e aperta alle novità, non avere sempre così tanta paura. Non avere sempre così tanta paura. In questo momento sto morendo di paura. Vorrei fosse ancora qui per dirmi: dai, ci beviamo un tè caldo e cerchiamo di risolvere. Quando chiudo gli occhi scorrono davanti a me tutte le bellissime esperienze passate insieme. Sei stato un amico, un insegnante e a volte anche un papà per me. Non esistono parole, gesti per ringraziarti abbastanza. Grazie per aver donato sempre tutto a te stesso, per aver donato ad Andrea i tuoi gesti, per aver donato a Giacomo il tuo spirito, per aver donato a Vittorio i tuoi occhi per guardare il mondo, che se visto dalla giusta prospettiva forse non è poi così male. Ci sarebbero ancora un miliardo di cose che vorrei dirti, ma sono sicura che tu le sappia già tutte. Ti dico solo il mio ultimo desiderio più grande: poterti abbracciare forte. Per l'ultima volta. Arrivederci Daniele, ti voglio tanto bene e ancora grazie di tutto. Caro Daniele, sono qui a salutarti a nome del Comitato regionale e di chi in questi anni ha camminato al tuo fianco nel servizio in regione. Non è facile trovare le parole, questo sarebbe stato il tipico caso in cui ci saremmo affidati a te. Tu ci hai mostrato come si può evitare il silenzio, tu capace di distillare le parole per giungere all'essenziale e fare centro. Questa volta però dobbiamo arrangiarci, siamo certi che saprai essere paziente, del resto lo sei sempre stato con ciascuno di noi. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Daniele, hai indossato questa beatitudine come parte integrante del tuo essere, umano, accogliente, gentile, paziente. Hai saputo lasciare tracce indelebili in tutti noi. Abbiamo vissuto la route nazionale ponendo al centro il tema del coraggio. Tu ne hai avuto di coraggio, da vendere di coraggio, per te, per la tua famiglia, per i tuoi ragazzi. Ci hai mostrato il coraggio di guardare oltre, il coraggio di intraprendere sentieri nuovi con costanza e con perseveranza. Ora tocca a tutti noi avere coraggio. Un coraggio fondato in una fede salda in Gesù Cristo, che va vissuta e dalla quale dobbiamo lasciarci provocare senza mai perdere la speranza, senza perdere quel sorriso che se per un momento ti immaginiamo, vediamo spuntare sul tuo volto. Siamo grati di aver potuto camminare al tuo fianco. Lo scautismo ci insegna a camminare insieme, a sincronizzare il passo. Non è sempre facile, ma con te lo era. Forse questo non te lo abbiamo mai detto. Ci siamo allenati a passare il testimone, ora tocca a noi raccogliere il tuo. Un amico di strada ha cambiato sentiero. Non basta una vita ad allenarci a superare il dolore del distacco. Forse non dobbiamo superarlo, ma viverlo come si vive la strada, la vita. Noi sappiamo e dobbiamo ricordarcelo che la strada continua, anche dove ora non riusciamo a vedere. Dei tanti servizi di responsabilità che hai ricoperto in questi anni, è come se tu ora fossi chiamato a ricoprire un nuovo ruolo, ancora più importante, ancora più carico di significato, il nostro angelo custode. Illumina il nostro cammino, apri le nostre menti, stimola i nostri cuori
a portare avanti il tuo messaggio di servizio determinato, umile e coraggioso. Sonia, Valentina, Ivano, Silvia, Roberta, Martina, Enrico, Tinù, Chicco, Tanu, Alice, Andrea, Enrico, Olga, Chiara, Marco, Lisa, Fabio, Federica, Gregorio, Tiziano, tutti i ragazzi della pattuglia regionale, Lupo, Tommaso e tutti gli altri, quelli della pattuglietta, Giulio, Davide, Bonfi, Miriam, Deborah, quelli del Challenge e quelli del Roverway, il Consiglio regionale, gli incaricati nazionali e tutta la pattuglia nazionale RS. C'è un mondo che ti saluta e che vorrebbe essere qui oggi. Tu senti che ci siamo, ci rincontreremo e sarà bello. Buona strada, Daniele. Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come forza nel cammino del pellegrinaggio terreno. Concedici benigno che per la tua potenza il nostro fratello Daniele giunga al banchetto eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, consapevoli che i pensieri e le vie del Signore non sono sempre pienamente comprensibili, affidiamo a Dio Padre della Misericordia il nostro fratello Daniele, che in modo inaspettato la morte ha strappato all'affetto dei suoi cari. Il germe di vita eterna da lui ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli. Quando il Figlio dell'uomo verrà e busserà alla porta, possa trovare anche ciascuno di noi, vigilante nella preghiera, perseverante nel bene, operoso nella carità.
Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Daniele, perché lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Maria e di San Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Signore risorto sia la nostra speranza e la nostra pace. Andate in pace.